Il territorio dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, a nord della cintura urbana di Padova, è caratterizzato dalla presenza di molti corsi d'acqua, anche di rilevante interesse paesaggistico, come il fiume Brenta e il torrente Muson dei Sassi, e da una rete minore di canali e fossati importanti per l'agricoltura, l'industria e il turismo, che creano zone ad alta pericolosità idraulica con rischio di allagamenti. Cadoneghe, Vigodarzere e Curtarolo negli ultimi anni hanno subito in vari modi i primi impatti del cambiamento climatico. Piogge intense hanno provocato allagamenti con danni alle infrastrutture e alle abitazioni, ma anche ondate di calore intenso con effetti sulla salute della popolazione. L'Unione ha aderito al progetto Life Veneto Adapt con l'obiettivo di sviluppare strategie per fronteggiare gli effetti spesso improvvisi e violenti del cambiamento climatico, attraverso azioni di mitigazione e di adattamento che rendano più resiliente la nostra comunità. Sono molte le strategie di adattamento messe in campo dalle amministrazioni comunali che sono descritte nel nuovo piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, il cosiddetto PAESC, che conosciamo tutti. Si tratta di quasi 200 azioni comuni che vanno dalla mobilità sostenibile all'efficientamento energetico degli edifici con l'uso di fonti rinnovabili fino a un nuovo piano del verde. Quest'ultimo in particolare prevede interventi di forestazione nei nostri paesi come la creazione di boschi urbani. A Cadoneghe, per esempio, ne abbiamo inaugurato uno di recente con l'impianto di 100 nuovi alberi che contribuiranno ad assorbire la CO2, a ridurre l'effetto legato alle isole di calore, oltre a riqualificare un'importante area pubblica rendendola un luogo di socializzazione e di incontro per le persone. Si tratta di un totale di 5 boschi di città che verranno realizzati entro il 2024. Life Veneto Adapt ha permesso inoltre di elaborare alcune azioni pilota di rinaturalizzazione per mitigare i rischi idraulici legati ai nostri corsi d'acqua e agli eventi atmosferici violenti. Applicheremo tecniche innovative di drenaggio in ambito urbano e saranno create di laminazione che incrementeranno i servizi ecosistemici. Vigodarzere sperimenterà la tecnica del drenaggio sostenibile in un'area parcheggio impermeabilizzata in prossimità di alcuni impianti sportivi che si allaga con frequenza. Questa tecnica si basa sulla realizzazione di una rete di infrastrutture che recupera le acque meteoriche senza gravare sulla rete di smaltimento. Arricchisce le falde e attraverso un impianto di fitodepurazione riduce il carico inquinante. In caso di piogge abbondanti quindi verrà ridotto il rischio di allagamenti e danni. Oltre al PAESC e al piano delle acque abbiamo aggiornato il piano di protezione civile, prevedendo anche una strategia di comunicazione dei rischi, in particolare quelli climatici e del territorio. I cittadini sono i primi attori della protezione civile, perciò è fondamentale far conoscere i comportamenti di autoprotezione corretti da attuare in caso di emergenza, come per esempio bombe d'acqua, allagamenti oppure ondate di calore. Sono stati ideati vari materiali di comunicazione, penso ad esempio ai totem informativi realizzati con materiali sostenibili e a volantini anche illustrativi in più lingue per comunicare anche ai cittadini stranieri. Non poteva mancare poi un sito web interattivo, iohounpiano.it, che riassume cosa fare in caso di pericolo, dove è possibile trovare anche una guida semplificata al piano di protezione civile. Veneto Adapt ci ha permesso di avviare un piano di comunicazione del rischio, dato che una delle strategie di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici è la conoscenza dei rischi, delle cause e delle azioni per prevenire i danni. Abbiamo sperimentato un processo di partecipazione per definire insieme le strategie di comunicazione migliori. Raggiungere i cittadini con un'informazione efficace è più facile con il loro coinvolgimento attraverso un costante scambio di informazioni. Questo processo, già avviato, proseguirà nei prossimi anni con forme di partecipazione sempre più coinvolgenti, come ad esempio delle prove di emergenza ed evacuazione con le scuole e la cittadinanza. Condividere con la popolazione le strategie di adattamento e mitigazione è il nostro obiettivo. La conoscenza sui temi del cambiamento climatico aumenta la consapevolezza dei rischi e la responsabilità sui comportamenti individuali.